Massima allerta dunque in Veneto per il maltempo che continua. Oggi vertice al centro di protezione civile con il presidente della regione Veneto Luca Zaia, che dice i danni dei primi giorni di emergenza si possono quantificare in centinaia di milioni. Sentiamo Curzio Pettenò. Quanto continuerà questa emergenza? Questa emergenza continuerà ancora nei prossimi giorni, non è conclusa, le quote idrometriche sono ancora sono in discesa ma rilevanti, la montagna ci riserverà ovviamente una serie di sorprese perché la neve che è caduta copiosa genererà dei problemi, quindi continueremo a monitorare in modo molto fermo la situazione. Situazioni maggiormente a rischio? Le situazioni maggiormente a rischio in questo momento sono le aree allagate, ovviamente, mi riferisco principalmente a Montegrotto che ha avuto tutte le aree allagate del Veneto che sono sparse, come dire, a macchia di leopardo che hanno interessato un po' tutta la regione. Lei ha già inviato una lettera alla Premier Letta? Sì, una lettera al Presidente del Consiglio per sottolineare quello che è l'emergenza del Veneto, un'emergenza che è stata dimenticata e che oggi vedo fortunatamente ripresa a livello nazionale. Ma un'emergenza e le colpe sono sempre degli altri, la Regione non ha responsabilità nei ritardi che ci possono essere stati? Ma guardi, noi non siamo i padroni del rubinetto, quindi l'acqua arriva e noi cerchiamo di fare in modo che le opere siano fatte. Abbiamo realizzato 925 opere in 2 anni e mezzo, direi che abbiamo fatto i salti mortali. Prova ne sia che è piovuto più del 2010 e non abbiamo avuto i danni del 2010. Cosa chiedete adesso? Chiediamo che i nostri veneti, dalla montagna con la neve a tutti gli altri veneti che hanno avuto i problemi dell'alluvione, siano ristorati dei danni che hanno avuto. Abbiamo avuto un sacco di danni peraltro nelle opere pubbliche, le strade, la viabilità, le frane, gli smottamenti che saranno veramente milioni di euro da recuperare.